E sono 8 le sconfitte incassate dall'Akragas dopo 9 giornate. Con un gioco di parole possiamo dire che l'Akragas ieri a Fondi è proprio affondata, facendo dimenticare una vittoria, quella con la Regina, che aveva aperto le porte ad una seppur minima speranza che le cose potessero cambiare. Invece siamo qui a riparlare di crisi e di squadra in balia di se stessa. Il 3-0 dice tutto sulla situazione in cui versa la squadra biancoazzurra. L'uomo sul quale ieri si è puntato è stato l'attaccante Salvemini, ma il giovane non ha risposto alle aspettative. È stata la ripresa a dare il colpo di grazia alla squadra di Agrigento che già a 10 minuti del secondo tempo ha subito il primo gol realizzato da Corvia e ancora Corvia al 28esimo e poi il 3-0 con Corticchia. Sulla partita ascoltiamo il tecnico biancoazzurro Raffaele Di Napoli. Siamo partiti bene come volevamo. Le idee che do alla mia squadra è quella di giocare a calcio contro tutti, perché oggi noi siamo la squadra più giovane del campionato. Se non valorizziamo i nostri giovani attraverso il gioco andremo a fare soltanto delle brutte figure. Invece i ragazzi hanno fatto bene, interpretato bene la gara. È normale che poi la differenza la fanno i Lazzari, Corvia, tutta lì. E nel momento in cui abbiamo subito il primo gol forse ne avevamo avuto due palle importanti, una con Gucci con il colpo di testa di Danese il primo tempo che potevamo fare gol su una punizione, la palla più eclatante è quella di Gucci, ma non vado alla ricerca di alibi e la differenza la fanno i tre attaccanti che hanno loro là davanti, Corvia, Lazzari, Nolè. Però sono contento che abbiamo dimostrato di avere delle idee di gioco, padronanza, di palleggio, di giocarcela con 3 gol di differenza secondo me non ci sono, secondo me. Però poi sì, ha fatto delle parate non sempre sui errori nostri, però vorrei sottolineare che oggi ha debuttato un altro 2001, Tripoli, con 99, però sono contento, non per il risultato ma per la prestazione, che non deve assolutamente far cadere le nostre certezze, che sono quelle propositive di giocare a calcio. Sul fronte societario la novità è la rinuncia di Marcello Giavarini al credito di 100.000 euro per il bene della società, si è premurato a precisare l'azionista, il quale praticamente con la rinuncia esce di scena in maniera definitiva. Nessuno sentirà parlare più dell'azionista di maggioranza licatese, ma si sentirà parlare invece di Roberto Nava, il presunto acquirente dell'Akragas, che continua ad affidarsi ai social per comunicare le sue decisioni. E sarebbe il caso di smetterla con questo tipo di comunicazione e decidersi se salvare la squadra o piuttosto prendere ancora tempo a spese dei tifosi che malgrado tutto innalzano lodi.